Mister, mi sei confidenza appena partita, mister. Affanculo. Cristian! Amici di Sport Isili, buon pomeriggio e buon sabato da Fico Aldarella. Siamo al Futsal Emiri Club e Futsal Emiri Club contro Veco Calcio a 5 apre questa partita, la terza giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Emiri che vogliono continuare a sognare, condividono a testa della classifica di questo campionato. Veco che invece ha bisogno di punti in un campo molto difficile per uscire da una zona scomoda di classifica, strette di mano tra i due capitani, Rappa da una parte e Luigi Cintura dall'altra. C'è una bella atmosfera qui all'Emiri Club con bambini, ragazzi ma anche adulti che invadono il marciapiede per tifare la propria squadra che ha un trascorso importante, punteggio pieno, 6 punti in 2 partite e adesso la terza sfida contro il Veco che è a un punto e forse non merita questa zona di classifica e affronta l'avversario peggiore in un momento importante, un momento decisivo di campionato. Si attivano anche con le panchine, formazioni degli Emiri con Rinicella in porta, poi Testagrossa, Rappa, Bonanno, Sergio Naccari, Pera, Sarci, Parisi, Nicolosi che è il secondo portiere e poi Marco Di Maria, Cristian Termini e Manuel Sciacca. Per il Veco invece Marcello Perni in porta, Quartararo, Giordano, Cintura, Pisani, Arena, Michele Perna, poi Giovanni Filippo, Giuseppe D'Alessandro, Samuele Coppola, Domenico Caradonna e Nicola Ferro a chiudere la formazione che questo giochi in maglia bianco-rossa in calzettoni gialli. Questi lemiri stretti a bordo campo che fanno l'urlo, diciamo, di battaglia e siamo pronti per cominciare. Ultime indicazioni tattiche. Oh dai ragazzi, dai, dai, dai! Manco la casacca. Dice Cinzio Orlando per gli Emiri Club. Aspetta. A posto, certo. Quindi quintetti in campo. Si parte con quintetto di re con Rappa, Andrea Sarci, Parisi e Cristian Termini e Pena. Pronti per cominciare? Si comincia adesso. Il primo pallone, col primo possesso dei Veco. Perna sbaglia subito, poi intercettata da Manuel Sciacca. Rappa. Pallone largo per il numero 8 Gaspare Parisi, che torna ancora da Rappa. Pallone. Cercare ancora Manuel Sciacca e però liberarsi con le pari. Tenta un cross inarrivabile per Cristian Termini. Possesso palla. Pallone centrale qui a cercare il numero 9 d'Alessandro che prova a girarsi, viene contenuto benissimo e poi può andare via ancora Sciacca che avanza, va di punta! La parata di Perna non è riuscito a bloccare questo pallone, c'è calcio, pallone a rimorchio. Poi Sciacca aperto a destra, occhio alla pressione qui, fallosa poi di Alessandro Arena, anzi Giovanni Filippo, punizione. Avvicinati Manu, avvicinati. No, allora te avvicini, loro due. Ancora. Rappa
Poi il numero 9 Andrea Sarci sul pallone. Sarci corta uno schema, check in mezzo per Rappa che ci mette la testa ma non arriva per un pelo su questo pallone. Grande schema degli Emiri ben riuscito, che per poco non si concretizzava in gol. Allora possesso nuovo del Becco. Damiano Giordano ha sbagliato Perna, allora c'è la rimessa. Sarci, difesa schierata quella dei biancorossi. Rappa, pallone dentro, la chiusura ottima di Damiano Giordano. Pallone dentro, però Perna. Stringiamo, Andrea, stringiamo. Ancora Damiano Giordano. Si torna dal numero 10 che però non ha tanti sbocchi, ne trova uno in Filippo, non vuole andare lungo, cerca lo scambio con Michele Perna, lo ottiene. È stato bravo Andrea Sarci che brecca l'azione, recupera questo pallone, lo apre dentro su Termini che si accentra. Polo di Perna che dice di no a Termini, che vicino a doppietta Perna forse ha chiamato un time out, cioè suggerito al suo allenatore di chiamare il time out. Tanto gli Emiri attaccano ancora con la penetrata per Rappa che carica, e la conclusione il destro respinto in tempi da Perna. Pisani sbaglia, lascia il pallone lì, Sarci può andare, Sarci ha voluto troppo con questo destro a giro, pallone larghissimo, ignorato Termini. Nel frattempo fischiato il time out dal direttore di gara su suggerimento di Perna, quindi time out per il Becco che è sotto 2-0 dopo quasi un quarto di partita. Va bene, dobbiamo fare soltanto una cosa, che ci aiuta a spendere meno energia ancora. Chiudere di più, Damiano, ce l'hai il piedino e quella palla la fa passare. Però già lo vedete, perché lui prende la mira, tocca dove tu e non passa la palla. Indicazioni di Mister Cinzia Orlando. D'altra parte anche per il Becco che ha sicuramente qualcosa in più da rivedere rispetto ai Emiri, che invece da rivedere hanno poco perché stanno facendo una partita che devono fare avanti 2-0 con le firme di Sciacca e di Termini. La prima con la complicità di Marcello Perna che non è stato bravo, anche se in mezzo c'è stato un sussulto del Becco che sembra avere molta qualità avanti, ma dietro sta soffrendo. Ma per ora i meriti sono tutti degli Emiri che stanno costruendo un'azione dopo l'altra. C'è un cambio pronto, secondo cambio effettuato da Cinzia Orlando dopo l'ingresso in campo poc'anzi di Parises. È pronto a entrare il numero 17 che è Umberto Pera. Non si vede la diretta. Questa è una connessione, ora ripreso. È andata. Ma a volte non È andata. Sto controllando. Si riparte con Damiano che serve Pisani. Ora Pisani. Giordano Damiano. Filippo. Giordano Damiano. Filippo. Pisani invertire cannevole per D'Alessandro che si è liberato bene da Alessandro. Destro e poi pallonato in faccia a Rinicella che è stato bravo comunque a respingere. Normale. Sì, non sa la connessione, però comunque è importante che va. Pallone arretrato, conclusione da Alessandro e poi ha salvato Sarci. Ennesima occasione per il Becco che adesso spinge, è rientrato in campo dopo il time out con un altro approccio. Giordano Damiano.
Dentro il pallone per Filippo che è scattato bene. Rappa poi Andrea, dopo viene il cambio. l'ha guidato in fallo tra. 1, 2, venite qua! Dai, Gio! Umberto Pera. Sarci. Però saltare Pisani che non si fa saltare, rimessa. Paghi. Pera. Raffa. Per Parisi che si prepara per il destro da Alessandro. È bravo, non lascia il destro, poi la rimessa per il becco. Vieni! Oh! Pisani deve essere anticipato, bello anticipo di Giuseppe Rappa. Pisani, Se non fischia il gol! carico dietro sul Filippo. Giordano Damiano, prova la conclusione deviata, deviazione poi anche di Rappa, faceva per Rinicella, che va a rinvio lungo per Parisi, che si aiuta con le mani su Filippo. Pisani, qui cambia un po' ritardato dagli Emiri, ma Pisani ha l'opportunità per liberarsi, vorrebbe il fallo, ma non fischia l'arbitro. E dagli Emiri partono con Rappa che faceva questo pallone per Parisi. Si frena il numero 11. Rappa cerca con la lungolina A posto! Vai! dove si era proposto Giannino! Giannino ultimo! Arriva Peppe! Rappa. Pallone dentro per Pera, la finta, poi lo scarico su Rappa che stoppa e calcia! Destro deviato che finisce ancora in calcio d'angolo. È entrato anche Roberto Bonanno che subito si incarica la battuta del calcio d'angolo. Pera, sinistro, ha lavorato Giordano Damiano, chiama un fallo di mano. Poi Rinicella avanza, ha superato la linea, prova la conclusione, voleva addirittura il gol, pallone largo. Alla spalla Peppe! Sì, su! Chiudi al centro! Pisani. Chiudi al centro! Dagoni! Bonanno, la finta, la Cipollini, se ne va Bonanno e poi bravo Giovanni Filippo che chiude e apre su Pisani che è libero. Pisani, destro, in caduta, bravo Rappa. Bonanno può fare i partiti suoi, ma dà male questo pallone a Umberto Pera. All'indietro, mentre Umberto Pera lo voleva sulla corsa. Chiede ai suoi di sistemarsi, mettersi bene. Rimessa da Re per Iveco che nel frattempo conquistano campo. Su! Giordano sbaglia, poi Pisani, grande protezione e il pallone sul Umberto. Aspetta! Pochi falli comunque per ora. Pallone dentro per Filippo che si lascia cadere e non c'è fallo. Che stanno chiami suoi. Non urlare, Robby, per favore. Deve concentrare. A posto, ora si riprende, a posto. Buono. Buona, Peppe! brava. No, signori, siamo tutti in piedi. Uno! Signore! Rappa. Entra. Manca un uomo in mezzo, arriva Pera. Poi Rappa. Lotta con Damiano Giordano che l'ha buttato in giù. Poi a destra Parisi si è liberato, prova il destro. Solo e sta in rete. Questo per un fallo. Peppe, vieni. Signore, Peppe, vieni fuori. sbaglia persona, capitano. Dico, sbaglia persona. Si accomoda fuori, si sistema la scatola. Vieni, dai. Non gli ho detto niente comunque. Non gli ho detto niente di offensivo. Fatti il cambio. Sì, perfetto. La casacca addosso e si siede. Metti la casacca. Adesso Rappa che era uscito per allacciarsi la scarpa che si era, No, è così, ragazzi. aveva perso tanto un contrasto. Che c'era Mister Cinzolando, l'ha effettuato il cambio con Sergio Naccari, la mano numero 7.
Il gioco riprende con adesso l'ingresso in campo per il Vetto di Luigi Cinturi, il capitano. Bonanno. Pisani, pallone riconquistato dal becco, pallone largo! E grande parata di Rinicella sulla conclusione di Alessandro Arena, ne è entrato, che è andato di punta, ma Rinicella è stato molto bravo qui a chiudere la porta in faccia. Alessandro Arena. Naccari che poi su da Alessandro, mola Naccari, neanche da Alessandro, è un bel duello, da Alessandro passa con rimpallo, contro 3, è arrivato l'intervento di Gaspare Parisi che prende il pallone. Allora quindi stiamo 2 a 0 e quindi cadiamo su. Oh, meglio la marcatura! Dino, guarda! Calciangolo battuto a rimorchio da Antonio Pisani. Arena nasconde il pallone e ricomincia da Pisani. Cintura. Cintura. Lungo d'esperienza del Veco. Calcio a 5, pallone perso che cosa Bonanno, l'ha portata via Bonanno! Bravo Perna che capisce la traiettoria e ci mette la mano sul destro piazzato. Elastico di Arena che non passa sul Pera che fa buona guardia. Poi Naccari. Doppio scambio con Bonanno. Naccari! Perna gli dice di no. Bello questo scambio, bello la conclusione di Naccari. Non può essere solo, raga! Cintura. Forse c'è un fallo di Naccari su Pisani, ma si gioca. Un intervento per Alessandro Parisi. Qualche scaramuccio qui fa Alessandro Parisi. E nel frattempo anche tra Naccari e Pisani. Però devi guardare queste cose. Visto queste cose, le vedi? Basta, oh, fate parlare Roberto. Parlo io, per favore. Com'è che è blu? Arbitro! Munizione a Becco. E c'è una presa della panchina. È la PC, signori. Signore! No, ma bloccare un attimo. Sì, noi reagiamo. Dai, io lo sto dicendo. Sono due, signore. Punizione sul Tommy Naccari, alla fine ha cambiato l'esito la punizione per gli amici. Obama, venissi il capo picciati. Alessandro ingabbiato per scaricare, scarica infatti la Pisani. Da Alessandro può girarsi Alessandro, bravo Bonanno. Poi Pera, pallone che deve essere salvato a Bonanno, non riesce a evitare la rimessa laterale. Rimessa a fiato a Pisani che va indietro da Luigi Cintura. Bene, anticipo di Bonanno su Pisani qui. Io ti dico semplicemente di guardare, di stare attento, signore, per le commentate qua. Alessandro va via molto bene, Alessandro Arena, poi mai neanche si in vantaggio, Arena ha calciato, pallone sul fondo, vorrebbero quantomeno il fallo cumulativo, ma adesso il becco è uscito come approccio. Altro time out stavolta per gli Emiri che sono un po' in confusione dopo il doppio vantaggio, se la sono goduta forse pure troppo. Appunto sto dicendo. Avete capito? Oh, mi ascoltate? Oh, ci stiamo zitti. Avete capito una cosa? La colonna è stata per forza
Per questo non dobbiamo Quindi stare. se noi evitiamo, se noi, aspetta, se noi evitiamo aggredendoli e non facendo passare di palla, e se evitiamo uno contro uno, noi la vinciamo facile. Però dovete fare quella che... Appena fischia, Sergio Umberto vince la appena fischia. Rimani dietro. Lo so che ci sei. Ti manca la testa, non ti spavinto. Oh, vieni qua. Vieni qua. Si riparte. Ancora time out. Si prende qualche altro secondo Mister Cinzia Orlando, ma soprattutto se riprende il becco. No, devi fare la gestire la testa di imparare a gestire, non è così. Manco ho fatto un fallo, vabbè, mettiamo tutti i pugni, non ne ho fatto niente, manco mettiamo un fallo, capisci un fallo. Si riparte. Sergio, Mutri non ne voglio Dopo il time out. Si arriva la casacca. E sono Accari è uscito di nuovo. È rientrato Termini in campo. E adesso è entrato anche Di Maria con il 14. Bonanno dentro, non era male la palla per il numero 11. Pisani a spazio, prova il destro. Rinicella chiude le gambe, poi ancora Pisani su Termini che non è riuscito a allontanare questo pallone. Buona occasione per Pisani. Giordano Damiano, palla dentro, ottima per Pisani che prova a passare in palla, ancora Pisani prova a girarsi, gira benissimo Pisani, gran giocata di Pisani che prova il destro. Si è immolato il Rappa, ma che giocata ha fatto Antonio Pisani, che poi nel modo di calciare si è anche fatto male, ma guadagna un calcio d'angolo. Deve affidarsi a lui. Poi Di Vecco. Adesso è molto più tranquilla la tribuna, diciamo, virtuale degli Emiri. Pallone in mezzo basso, anticipato da Alessandro. Pallone buono per Sciacca e può ripartire. 2 contro 2, sta arrivando come un treno di Maria. Sciacca si accentra, appoggio sul Termini che stoppa. Torna da Sciacca, perna, poi ancora Sciacca. Non riesce a tenere basso questo pallone. Grande occasione per gli Emiri per il 4-1. Angolo, non rimesso. Ma se per terra come fa? Stiamo attenti, Antonio rifiata, Antonio. Calcio d'angolo ai Miri di Maria Sciacca. Un destro alto di poco. E c'è ancora calcio d'angolo. Dall'altra parte. Occhio, occhio, occhio. Mettiamoci bene, mettiamoci bene. Pizzica dai, pizzica dai, pizzica dai, Rappa. pizzica. Oh, ferma, ferma. All'indietro. Oh, oh. Su Rinicella che alza il pallone. E poi Bravi. è arrivato Di Maria. Tanto dai. Alessandro. Pisani. Da Alessandro per prendere il fondo, passa un Rappa con grande forza fisica, mette a rimorchio il pallone, colpetto di Maria che aveva un fallo di mano, la panchina di Vecco, l'arbitro ha lasciato andare, protestano per un fallo di mano in aria. Pisani prova Giordano a bola con la fondo. Rientra ormai. Oh, tienilo ormai, tienilo. 1-1 per ora, 1-1. Sciacca, Dietro Dani! lungo linea, bravo Filippo 2 volte. Dai A Giovanni, chiudere dai il Giovanni. corridoio. Termini. Opportunità come la palla uscita prima dell'1-2 di Sarci. Filippo. Giordano.
Pisani con l'esterno, trova ad Alessandro contro 2, pallone in appoggio che non arriva a Filippo, ma arriva a Giordano che prova la conclusione ma la prende l'esterno, la palla finisce larga. Oh, occhio Antonio, Sarci. occhio. Rappa. Dietro ce l'hai, Giovanni. Pallone ottimo per Sciacca che non è marcato a nessuno, si accentra, non ha spazio, torna indietro, ha perso un tempo di gioco, poi Termini dentro il pallone a cercare Sarci, chiusura di Filippo, poi Alessandro non ha la gamba per andare e Sciacca l'ha Alla rimontato. prossima poi. Ancora Manuel Sciacca. Gran partita il numero 8. Rappa. Termini. Sarci si accentra. Si appoggia su Termini che alza la testa, poi in lungolinea per Sarci, è uscito. Buona Giuseppe, buona Giuseppe. Antonio, fa il pivot. Arena l'appoggia, poi grande parata bene, deve girarsi sul destro, Pisani lo ha chiuso, bravo accumulativo, Pisani non molla, bel duello tra numeri 8, Sciacca cade a terra, bel duello questo fra i due giocatori forse più di qualità delle due squadre. Bravo Rinicera, poi Arena all'indietro da Filippo, Pisani, adesso si deve affidare alle spalle di Pisani, la squadra biancorossa. Cade a terra il partito, è velocissimo, salta Pisani, rimane in piedi, Sciacca mette in mezzo, si è allungato per di spaccata, ma sta mette il play posteriore a termine. Sarci dentro, Arena dentro il pallone, Bonanno mette dentro il pallone, 6-1. Doppietta anche per Bonanno che esulta con i suoi tifosi, i suoi piccoli tifosi. Doppietta per Termini, doppietta anche per Bonanno. Su la partita. Pisani. Filippo controlla, può girarsi, poi calcia Rinicella. Naccari, Bonanno chiude, poi Pisani si diventa il pallone, è stanco anche Pisani. Pera, Naccari vorrebbe il gol, sinistro di Naccari che è ignorato Bonanno che è lì comunque, cerca l'angolo, non lo trova. Sinistro qui di Filippo che termina sul fondo. Signore, si avvicina per favore. Si avvicina in panchina. Ho capito, se la stira in panchina. Fermo, no. Non ce l'hai. Sbaglia Bonanno. Mettente tra le mani di Perna che rimetterà in gioco per uno degli ultimi sussulti questa partita. 3 minuti alla fine, forse anche meno.